Amici bellini, siamo al giorno dopo. Io ho il foglio perché il foglio è importante, perché durante la partita certe cose uno se le può dimenticare, certe piccolezze che invece poi fanno la differenza. Allora, per fare il pagellone, stavolta non sarà un pagellone generoso, ma un pagellone credo onesto. Io ho i più e i meno, e allora mo mi verranno dei voti che sono un po' più simili probabilmente alla mia opinione, alla mia realtà, non condizionati troppo dal risultato, dalla freva del momento, insomma così, avete capito insomma qual è. Quindi pagellone e analisi per Verona-Napoli, questo è il giorno dopo, voi sapete, guardatevi la reazione se non l'avete vista, insomma guardatevi tutti i video, che è una cosa che fa piacere a tutti, è gratis, YouTube è gratis. Allora Ospina, io qua vedo 3+, perché il ragazzo, nonostante ci faccia venire del cardiopalma, perché comunque il fazzoletto di Sfacim eccetera eccetera, ma comunque nelle uscite mi ha dato tranquillità, le parate che doveva fare le ha fatte, e non credo si possa dare meno di 7 a Ospina, quindi Ospina, mi metto un po' più qua, Ospina 7, credo sia inevitabile. Di Lorenzo più, l'ho visto in crescita, gli diamo 6,5, non ha fatto cose straordinarie, però aveva un cliente non facile sulla sua fascia, Lazovic, Vidolin l'ha chiamato Vlahovic per mezza partita, non è stato infinocchiato, sono arrivati dei pericoli un po' di qua e un po' di là, però l'ho visto in crescita a livello di tenuta fisica ed era importante perché non mi stava piacendo più tanto. Maksimovic leggermente in calo, gli diamo 6, sono arrivati comunque troppi pericoli, gli diamo 6, ma è leggermente in calo perché? Perché Koulibaly è in crescita. Koulibaly si prende 7,5 perché ha fatto cose straordinarie, è stato imponente, è stato straordinario, ha sradicato e si è preso soprattutto responsabilità di impostazione, perché marcavano Demme, marcavano Zielinski, marcavano Allan, insomma doveva prendersi la responsabilità di impostare l'azione. Guarda, Koulibaly è importante anche per quello. Se viene venduto noi soffriremo soprattutto in fase di impostazione, ma non ci pensiamo in questo momento. Andiamo a Yusai, purtroppo c'ho un meno, non ha fatto una grande partita, nonostante la vittoria. Usai si prende 5,5, mi perdonerete, mi perdonerà lui, è impreciso in fase d'attacco, non ha avuto grandi patemi in fase di difesa, ma perché il Verona spingeva fondamentalmente quasi tutto sulla sinistra, non mi è piaciuto tanto, abbiate pazienza. Demme, c'ho un più, non ho dei meno, non ho visto gravi errori, non è stato straordinario, però il 6 se lo prende, comunque frangiflutti, e comunque si prende a uno che lo dovrà marcare per tutta la partita, quindi è importante che lui stia lì, si faccia vedere, è anche un sacrificio che fai per togliere un avversario praticamente al resto dell'impostazione. Gli diamo 6. Allan meno, non mi è piaciuto, gli do 5, perché queste non sono pagelle generose, non importa che abbiamo vinto, 5. Non mi piace, non aggredisce come l'Allan che ci ricordavamo, in impostazione non mi è piaciuto, in riempire l'area per dare una mano a Milik Nummarit, niente di che, ha avuto anche un'occasione e ci è andato mollo, 5 Allan, non abbiamo problemi a dare dei voti del genere, mentre si prende 7 Zielinski. Zielinski è stato una di quelle partite dove si vede che è svelto di pensiero, fa il movimento giusto, strappa, gestisce il gioco, ha impostato più di altri, perché quando bloccano Demme è Zielinski che si doveva prendere la responsabilità e l'ha fatto molto bene. Quindi molto bene il tiro, tra l'altro il primo tiro, le proposte, benissimo. Abbiamo Politano, c'ho del meno e c'ho del più. Ragazzi, 6, il Politano ci prova, però mi sembra un po' ossessionato dal paragone con Callecon, secondo me, e quindi lo vedo più attento nella fase di copertura, che sicuramente è una richiesta di Gattuso, quindi ci sta che la deve fare come la deve fare. Però poi manca un po' di lucidità in fase d'attacco e tu ti aspetti un po' lo spunto, no? Da lui, come te lo aspetti da Insigne, da lì devono arrivare poi i pericoli e non ce ne sono stati tanti, devo dire la verità. Milik c'ha il più perché ha provato a fare un po' di sponda così, non è che gli è riuscito tantissimo, di testa quando arrivano i palloni non difende bene, il famoso Petagna, no? Non l'ha difesa benissimo questa volta, però
calcio d'angolo, lasciato solo, l'ha fatto, quindi si prende 7 perché comunque sblocchi la partita e ci fai giocare con più tranquillità. Milik, dobbiamo fare la valutazione Milik Belotti in questo momento, poi magari questo è un video di calciomercato che si può parlare più in là. Insigne in crescita durante la partita, non ha cominciato in maniera brillantissima, però è salito tantissimo durante la cosa, grande copertura e soprattutto ha tenuto impegnato il nostro Rahmani, che sappiamo che con Juric tende a spingere molto, a volte arriva in aria, è quasi una mezzala aggiunta, perché con lo schema di Juric questo succede con Rahmani e l'ha tenuto là, quindi per questo si prende, gli abbiamo dato il voto, no, gli diamo un 6,5. Il lancio che ha fatto a Lozano è una roba che quasi merita il 7, però facciamo un 6,5, 7 meno, va? 7 meno perché il capitano comunque merita sempre qualcosina in più per quello che rappresenta. E poi che dobbiamo parlare dei subentranti, di quelli che sono entrati così. Diamo un 6,5 di incoraggiamento a Ghoulam, che finalmente abbiamo rivisto le sue rimesse laterali che sono comunque un pericolo, abbiamo visto il suo sinistro che ha portato al gol di Lozano, non lo so, forse non sarebbe entrata così, ma Ghoulam ce l'ha questo fatto che dal calcio d'angolo prova a prendere il secondo palo. Ragazzi, vai ragazzo, sei tornato, facci vedere se dobbiamo puntare su di te l'anno prossimo o meno. Chi altro è entrato più? È entrato Fabian, buon impatto, un 6+, non mi dispiace, meglio di Allan sicuramente. Lobotka direi quasi senza voto, non riesco a dare un giudizio particolare, senza infamia e senza lode, non ha avuto molto modo di farsi vedere così. E poi è entrato Mertens, sempre un ottimo impatto Mertens, quindi gli diamo un 6+. E poi ragazzi, Lozanuccio è entrato malissimo, voleva prendersi un fallo che non è riuscito a mantenere, poi ha sbagliato e poi ci ha creduto, e io là do il 7 a Lozano per la voglia che aveva di dimostrare: guarda, mi impegno, usami per questo finale di campionato perché c'ho Teng e Totong. E purtroppo non si è concretizzato in una doppietta perché ancora un po' deve prendere, secondo me, un po' di confidenza di nuovo con la larghezza della porta. Ma il gol di testa è crederci, è quello che non ha fatto Milik Allan all'inizio del secondo tempo, quando ha avuto quell'occasione quasi segna. Lozano ci ha creduto, e quindi che i messicani diano sfogo. Gattuso de mierda che non lo metti in campo, adesso ci sarà la rivoluzione sui social, e quindi fa bene, noi questo volevamo, questo avevo chiesto a Gattuso, visto che la classifica non ha questa importanza straordinaria, però è bene mantenere le distanze con tutte le squadrette che stanno dietro di noi, il Milan, il Verona, non so chi altro sta a breve. Potremmo rosicchiare punti alla Roma, mi fa sempre piacere arrivare davanti alla Roma. L'Atalanta non la considero, l'Atalanta sta in forma, la Champions è loro, però noi abbiamo il dovere di vedere i giocatori che abbiamo usato di meno, come Lozano, come lo stesso Younes, addirittura probabilmente rivedremo Llorente. Dobbiamo capire quelli che meritano una conferma, quelli che possono farci fare cassa, perché noi dobbiamo fare un calciomercato che non sarà facile viste le situazioni Covid, e quindi ci sarà un turnover straordinario, esagerato, li vedremo tutti. Bene Gattuso, Gattuso si prende 7. Io, nonostante sia stata sofferta, perché il Verona ha avuto più occasioni di quanto non abbia avuto l'Inter e la Juve messe insieme, Gattuso però l'ha gestita bene nell'avere pazienza, probabilmente nel non stravolgere, nel mantenere comunque un assetto, perché questa squadra ha bisogno di un'anima. Allora se l'anima viene mantenuta, allora noi siamo comunque contenti, però sappiamo benissimo, adesso tocca a lui, 7 meno, perché comunque io ho visto un poco di soddisfazione, un poco di vabbè, oggi non è che dobbiamo buttare il sangue, l'abbiamo buttato con la Juventus. Questo fatto a noi tifosi comunque non ci sta bene, perché io mi sveglio presto al mattino, vi faccio i video e voi dovete darmi il massimo sempre. Quindi Gattuso 7 meno, che diventa 7 se la prossima partita mi fai vedere che ritorniamo con quella garra, il veleno, il famoso veleno. Ma la prossima partita il 7 meno diventa 7 più se con la SPAL mi fai vedere di nuovo il veleno, perché è con la SPAL
che io voglio vedere un Napoli che vince 3-0 senza io che devo fare Maron, tutte queste cose qua, non c'è bisogno, siamo più forti della Spal come eravamo più forti del Verona, quindi non ci sta che uno deve soffrire questo poco, però siamo comunque onesti, il Napoli finisce in crescendo quasi tutte le partite da quando è arrivato Gattuso e questo è merito della preparazione, quindi va bene così, però non ci fate prendere delle preoccupazioni di cui non abbiamo bisogno. Facciamo partite normali, facciamo turnover, rivediamo Meret magari, rivediamo Yusai a destra, facciamo rilassare un attimo Di Lorenzo, vediamo anche Luperto, ma che ce ne fotte? Va benissimo, dobbiamo mantenerci con le gambe in forma finché non arriverà il Barcellona. Da New York, Valerio Fluido è tutto, grazie per aver visto tutto il video, se l'avete visto tutto il video, hashtag ho visto tutto il video. Vi rilascio a guardare le reazioni, gli altri video, la reazione sulla Juventus, le cose. Una piccola menzione, sta girando il video di Maradona. Siete povero, perché prima di tutto credo che quel video sia vecchio. Ma che sia vecchio o nuovo o futuro, passato, remoto, ma perché non vi facete cazzo? Ma perché credete di infangare la persona? Ma si ubriaca allora. Uno nella propria casa può fare quello che vuole, non è che ha fatto chissà che e tutti quanti a zuppare il pane, a infangare. Siete delle piccole, siete persone brutte, quelli che circondano Maradona, proprio non meritano il rispetto e non meritano di averlo vicino, perché è una persona che si sa che ha dei problemi e comunque ne ha avuti e ne avrà sempre, perché è un personaggio che genera problematiche e tante opinioni, troppe opinioni, ma questa è un'altra storia.